Salute a tutti. Oggi siamo in Mamuiada. Si viete, in pala a posa visera de Mamuiada e siamo venuti proprio per andare a visitare il museo delle maschere mediterranee, che è un museo unico in Sardegna, anzi in tutta Italia, forse, ma non la narrare. Siamo venuti a lubiere che Boscherimmo fa capire la bellezza di questo museo, questa particolarità. E dunque, come non si chiese, andiamo e aio. Su museo delle maschere de Mamuiada è nato mezzo duoso da una pensata del suo comune e del suo proloco di vita. Hanno pensato era un museo appunto delle maschere, delle visere mediterranee. Questo museo non espone dei pezzi visere di vita o della Sardegna, espone le visere sul bacino sul Mediterraneo, quindi dalla Grecia, dal Trentino, da Spagna, insomma, meda stretto sono esposti in vita in questo museo, è unico in Italia, a tutte le visere che sono esposte e sulla stessa processione, sulla stessa rito, no? Quando abbiamo cominciato a lavorare sul museo, no? Fratello mio e poi veniva in Rita Mele, la situazione non è aumentata sommo, no? Abbiamo cominciato a lavorare in vita una pizzeria al taglio e un B&B. Abbiamo sapito lavorare a metà del turismo. Basta a bere, era diventato su vino e vita, no? In tutte le cantine si sono imbottigliate, ma vi sono enoteche, ristoranti, un negozietto bello di artigianato, vi sono molte attività che lavorano sul turismo. A Mamuiada possiamo narrare è diventata una vita turistica, aumenteste in Orgosolo pure, lavorano a meda ed è meda tempo in Orgosolo, a tenere questo tesoro del murale, un museo a cielo aperto, no? Andiamo a cominciare a lavorare noi in una struttura diversa. Non siamo solo io sono biblioteca, noi stavamo in Suso, tenevamo un ufficietto, ma minoretto, poi due sale tenevamo, una di multivisione, esattamente una sala espositiva, ma in tutto Sarvisera, Sarda, e non, in tutta questa casa in intro di me da minoretto, escressi, io penso da prosi struttura, teniamo ufficio in Zosso, hanno spostato la biblioteca, teniamo la sala consigliare e grazie al suo comune nos pone a disposizione, la possiamo utilizzare in suo laboratorio e subito teniamo una multivisione e completamente cambiata. Prima abbiamo cominciato in questa retroproiezione delle fotografie. Abbiamo usato un lavoro umano, la multivisione è tutto digitalizzata,
la teniamo in diverse lingue, la teniamo italiano, tedesco, inglese, francese, poi teniamo una versione per i professori minori e poi due sale armanas espositive, una per la visera sarda e l'altra della visera del Mediterraneo tutto. E poi teniamo un spazio, un bookshop che è in Arada, e noi vendiamo tutti i prodotti di vita e del territorio. Comunque è importante a lavorare per la vita, ma a lavorare per tutto il territorio. È importante che tutti le vite a rompere un'IASA e non si metta prima, e sia una guerra inutile, non si vede nulla. Tocca desunire ed è onnosere. E io lavoro no e su Museo Mamuiada, la realtà di Mamuiada. Ma non so bene se la realtà di Orgosolo, o di Onne, o di Orane, o di tutte le vite si bisogna furrio. Andiamo a dire finza su che tu Arnau su bookshop e stanare una specie di butteca namus all'unare per non imparare sempre questa sparagolas inglese uve bata a zicu de tottu dai sol libros a sarviseras e ateros però finza traballor fattor dai sos artesanos questo pure è importante all'unare. È fondamentale, comunque la gente ha cominciato a lavorare e cervesare in vita. Prima avevo pezzi ruggero, ora bisogna altro spizzino, si lavorano e arrumano in vita, torno a ripetere, è molto importante per noi, e lavorano grazie al mamuzzones. E quindi noi in questa bottega vendiamo su visera di vita o di carazza che si muoiono in Ossana, a tasa dei artigiani di Ottana. È molto importante per noi e comunque il prodotto viene venduto e no, è tutto prodotto originale. Poi certamente teniamo un libro, sono medaglie importanti e comunque la gente lo irrada. Cioè è un prodotto che anda, teniamo sonazor de tonara, cartolinas o collaninas che vengono in vita e fuori da vita, però è molto importante, comunque si sta creare un sistema in un tutto tramallana, cada persona deve dare il suo e lo deve dare bene e tutti devono collaborare e non specialmente queste aziende vita, ma tutto è vita del suo territorio e delle sarlane che teniamo. Quando abbiamo cominciato a lavorare in questo museo, il problema principale è che la gente non si ia a vedere un museo in vita. E quindi noi abbiamo posto questo problema. E abbiamo pensato di avere un calendario, di lavorare questa fotografia. Questa fotografia è un mezzo di pubblicità importante. Però quindi dobbiamo usare questo calendario, no? E abbiamo cominciato proprio in Pablo Volta, nel 2002. Pablo Volta è il primo fotografo, il suo famoso, e ha fatto un servizio completo delle Mamuzzones, il suo Kimbantases in vita. E tanto non ve lo presentiamo su questo calendario. No, ma in vita non ha senso. E quindi abbiamo cominciato a presentare sul calendario Forasa. E abbiamo cominciato a relazionare in Castello. Abbiamo usato il primo anno, l'abbiamo presentato al Sughetto degli Ebrei in Castello, un posto bellissimo, poi l'abbiamo presentato in Tiscali, a Renato Soru, l'abbiamo presentato in Pirri, a Sex Vetreria. Questo è molto importante per noi. È
un mezzo di pubblicità per la vita esistau, molto importante, a comunque forasa hanno cominciato a vedere in vita si muovia ariosa, no? E quindi dai UE abbiamo ottenuto un mega successo in questa cosa e oggi non possiamo permettere delle manifestazioni della in vita. A cada cosa abbiamo in vita, la gente accude da vita. Vedi me da gente in vita, da Sardegna, ma non solo da Sardegna. Arrivano a spostare la porta dai continenti o dall'estero per le manifestazioni che teniamo in vita. E questo per noi è un motivo di soddisfazione me da mano. Attenzione subito, vaffe. Paga anche. Mira, paga anche. Attenzione, non si rifasse su lui. Minimala, su bumbo. Adesso veniva a piare vino. Quando trovavamo su il Lula, pare. Un manzano mezzo. Una volta. È mezzo così, ma è già un mezzo. Hai ragione. E in prusu, finza scazzese, abbiamo una persona che passa, un vero professionista che vince il bosco sizzata e che bosa azzudata in questo traballo per la fotografia. Certo, non posso lasciare da parte Salvatore Liggio, è un babbo per noi. Nos ha sempre un panzao, nos ha sempre usizzao, è sempre stato presente in vita isso. E 20 anni di collaborazione in Salvatore Liggio, e Galu la teniamo, e siamo ormai da legati a isso, è stato molto importante per noi, per la crescita della vita e dell'immagine della Mamuiada. Abbiamo usato il calendario di Salvatore su 2 mesi e 4 e si motiva la quotidianità del mito. E abbiamo usato un traballo nuovo, abbiamo presentato la copertina del suo calendario, un ragazzo, un piccino punk, e teneva la cresta, ha usato di modo importante come immagine, a imurbire forasa e comunque in vita Sormamuzzonese vive su contemporaneo è importante, a noi in vita viviamo solamente vivono in tutto il vita del mondo, a noi siamo su 2020 e quindi un modo importante, nonostante questo, noi teniamo su una tradizione molto importante e non abbiamo fatto, del Sormamuzzonese e adorese, è molto importante il messaggio giusto. Cioè, siamo arricchiti della cultura, della tradizione e lo viviamo e osa in altre parti del mondo che perdiamo e noi la teniamo. È molto importante all'uscire e a essere
importantes su mondo, a tutto il mondo vedono Norbiere. Come entriamo a biere invece un'altra sala dove invece bisogna usare maschera, visera del mondo. Del Mediterraneo. E l'abbiamo diviso in tre regioni nella Morgai, una dedicata all'Italia, una dedicata al Balcano e una dedicata alla Spagna. In noi si nota già un ambiente della visera. Ecco perché comunque in Sardegna che accudiano tutti gli antropologhi, è tutto molto più evidente. E fuori cose cambiano. Su Krampus è una maschera dei Friuli, è un demonio, no? Ma i demoni non sono figure che arrivano prima di Cristo. Prima un animale si contrappone ad Assomine, o sono i Krampus, che si mutini, si contrappongono a San Nicolò. Noi in Sardegna teniamo a Sant'Antonio, mentre il sincretismo, il Susu in continente tengono a San Nicolò. Infatti si sono a San Nicolò, adesso chi invece usa di Natale, non abbiamo. E invece sono spagnolo? Gli spagnoli hanno avuto un problema a me da mano in Spagna, però, attento Franco. Durante 2 anni di dittatura, Franco ha scancellato medas e medas carnevales, quindi per andare a pompiare queste viseras tradizionali andiamo in Alta Galizia a tenere maschere, i sormutini boteiros, e si rubato pezzi su corrispondente di adore vita, l'altra figura l'hanno proprio eliminata. Però è molto importante notare che tutto tiene zonazzo. Questo museo è l'unico in Italia per questo motivo. Su zonazzo tiene sempre a riosa e andano a toccare, no? Sul pubblico, proite, a dipendere dalla fertilità, mentre ha deciso adore. Sculeandolo Arlecchino lanciava in Venezia, è sempre la stessa cosa, è su semene, su trigo, chi vuole a sua sposa non è dai crisi, è sempre la stessa cosa. Stiamo di una cultura meda primitiva e poi si sta utilizzando da tutte le altre culture che sono venute dopo, mitologia, cristianesimo, però stiamo di una cosa meda più antica.
E invece se pro sor Balcanoso, ite podiamo narrare pro questa visera de sor Balcanoso? Sor Balcanoso, la visera sono meda importante e poi sono in meda sentio somente a noi. Teniamo meda importante su Nisar de Sagreccia, de Schiros, che si muti quest'isola, e noi teniamo due visera si muti Nigheros e Corela. E già Francesco Alziator è diventato famoso, è su primo e ha scritto un libro del folklore sardo su Chimbantasès. Hanno su folklore veramente in Sardegna. E narra descrive su Gheros, aumente su una mozione vita. E sa matessi osa poi, no? Tenene 26 kg de carica, aumenta noisi, e stu uguale su una mozione, la danza è meda simile, o s'altra figura si muti Corella, è identica su si so adorese. Oppure noi andando in Slovenia va su current meda importante. Su current stiamo di tutto in Arambus in intro. A suo rapporto i sono animali si scraru. A terra si vede, quando sfilano stanno sempre seminando a terra. Sono nostri colorati di si so adore, no? Però isso tengono una cosa in prusu, cioè isso tengono elementi fallici a comunque adorare in maniera meda più importante su Dio Toro. Noi sa dea madre, ecco, a su mucadore del sormamuzzone, a su sciallo del siso adore. E sono più su Dio Toro, naramus. Ecco quindi sono elementi fallici de salimba o de su muro, de su bastone. Su museo desa maschera de Mamoiada noi spezzi un museo namusu che fa che finza attività culturale su territorio. Este un centro namurgai de aggregazione. Este vinza un centro che ha vata maniera de aere contatto che in tutto su territorio che noi spezzi su territorio de Mamoiada. Una cosa di importo che ha a Maniau in che su museo este su Mamo Mask, che este un festival de importumano, che este un festival che noi spezzi sardo, ma è un festival internazionale. Questo pure è un valore in prusu che voi azzerdau a questo locco. Certamente, già da Medasano si pensando di era una manifestazione aumentavamo Mask, no? E poi abbiamo cominciato a realizzare su 2018, poi abbiamo usato 2018, 2019 e poi ci hanno passato purtroppo questo coronavirus, non abbiamo usato nulla.
Mamu Mask è una manifestazione molto importante, è una manifestazione che si basa, è stata specie per la gente di vita del suo territorio, del suo circondario della vita nostra. È una manifestazione molto culturale. Abbiamo pensato di battire maschere estere in vita, ma Mamu Mask non questiona pezzi di viseras. Mamu Mask è una manifestazione culturale e dà la possibilità a sospicinos e a gente di vita di si confrontare in cultura e non sono sardas. È molto importante questo. A resistere a comprendere la cultura di ora, è molto importante per comprendere la nostra cultura. Questa è la base, si deve crescere culturalmente in questa terra. Abbiamo un potenziale impressionante per stare e vivere in una qualità di vita molto importante. La trianera. Ma difatti sì, no che arriva gente dai Tottube. Questo manzano pure il gruppo che è arrivato a visitare il museo è un gruppo siciliano. Certo, abbiamo un mega rapporto con il tour operator che lavorano in Sardegna e che vanno gente da ora. Ma mega gente viene però da estero, non è specie del continente, viene da estero, quindi abbiamo contratto con il tour operator e vanno gente da Francia, da Cecoslovacchia, da Polonia. Questo è molto importante per noi e per la vita e per il suo territorio tutto. Tanto questa gente poi viene da vita, vedete al museo, poi vuole vedere a Cresia o negozietto se bisogna in vita o cantina, poi andano a Orgosolo, è molto importante per Orgosolo, in Sormurale, in tutte le storie che teniamo in Orgosolo o in Orane, sul museo Nivola, è molto importante e tutto il territorio cresce. Così cresce in Orgosolo, in Orane, cresciamo noi in vita. È molto importante questo. Che voi fa che sono laboratorio, e su museo si va che inizia sul laboratorio, spero che sconoscere. Mescamente sa visera, sa maschera,
tutto completa de sor mammuttones e de sos soccadores e dunque mescamente pro sos pizzinnos est importante a bies tutto, no? Commente si vestini, commente fatta sa mastrucca, commente fatta sa visera, dunque voi si fa chiesa a manera vinzasa chi iscana a beru commenteste, i teste e commente naschi su mammuttone. Certamente, per noi è molto importante i sospiccinos della vita crescono e lisano in maniera precisa e ti rappresentano, dai un bebenimus, è importante poi a ragionare a un vogliamo andare, questo è un concetto molto importante per noi, però lavoriamo i suoi piccini di vita e della Sardegna teniamo un laboratorio didattico per le scuole che vengono a visitare. Tant'è teniamo una versione della multivisione, la prima sala del museo, e è fatta per i piccini appositamente. Mi piace me da pensare a sormannos però. E poi lavoriamo da vinza si sospizzino de ora si vengono e del continente. Teniamo un pacchetto e si muti di family experience in un famiglia e vengono in vacanze in Sardegna, vengono a Mamuiada e tanto visitano sul museo i sospizzino, poi andano a visitare su Mastruellina e de Sarviseras e poi i sormannos andano a fare una degustazione in cantina e i sospizzino stanno in noi in questo museo a fare laboratorio. È una formula e ha dato un mezzo riscontro quest'anno a Nova ed è una bella cosa, tanto gli ormani si cantano un tento, si sono liberati da una parola, i sospizzini si sono divertiti, i sospizzini sono uguali, si sono divertiti no, nel laboratorio e quindi è una cosa molto importante per noi. Quindi non è spezzi a istionare della bisera de vita e sospizzino de vita, ma vinza si sospizzino de ora. Che siamo in un'ala del museo multimediale, la gente che viene, ti si sediti e bieto un video fatto da professionista e come non facciamo scontare dei te video siamo favedande chi per finza sposo spizzino dunque è una cosa una vaina di importo con sapuru proprio che sì va vedamo de tradizione ma la tradizione che senza la modernità non potete andare da innanzi. Certamente, la paragola più importante e nominiamo noi no, contemporaneità, è fondamentale. Questa visera nasce in tempo ed è pro e progrere o pro altre cose importanti. La contemporaneità, a pompiare questa maschera su contemporanea è fondamentale. A noi non siamo più pro progrere, la verità è usa, aumente noi stiamo più su villaggio nuragico in Sardegna, viviamo su contemporaneo penso a noi, oggi la propiziazione che si muti in italiano è stata pro i turisti che arrivano, è sempre una cosa buona e bella e arriva in vita, questa economia è stravallo e permette a tutta la gente del Savide e del suo territorio di poter lavorare in questa terra. A me da gente è costretta ad andare fuori per lavorare e in vita però me da spizzino escono fuori giustamente e mezzo orgai escono per lavorare fuori. Però è importante che poi tornano in vita, e fanno un'esperienza in vita, e si hanno un lavoro in vita onesto, e di soddisfazione e di poter crescere. Questa è una sala di multivisione che si narra, no? In un abbiamo lavorato anni fa in Bacchisio Bandino, Francesco Casu, il suo regista, ha fatto tutto e abbiamo realizzato una struttura multimediale tecnologicamente avanzata che permette ai visitatori di pompiare le visere in vita.
della spompiare pro Sant'Antoni, della spompiare pro Araseare, la musata in plur limbas, teniamo italiano, teniamo su tedesco, su francese, su inglese e poi teniamo una versione che su pizzino e è meda bella, vinta professor Manno, non pezzi proisso. E quindi la gente arrumba da soddisfare questa visita, ha comunque tanta gente non è manco italiana e viene da noi e in questa visita è l'invasi solo teniamo su la guida si stiano inglese, francese o tedesco però teniamo audio guida o si vogliono leggere le diamo su papiri e in questa visita è su papiri è molto importante quindi riusciamo a soddisfare tutti i clienti che arrivano in Bidda o i turisti che arrivano in Bidda. Mascherarsi è un destino, il rito è un sogno del tempo. Giovine. Tanto, siamo in questa sala dedicata a Sarvisera della Sardegna, abbiamo spiato in considerazione prosa Sardegna da un punto di vista tradizionale, Sarvisera di Mamuiada, di Ozzana e di Roteddi, sono le più tradizionali che teniamo in Sardegna, vinsa per questo un motivo vi este, sono tutti i centri della Sardegna, comunque in un essere decisivo prima questo rito pagano che sono stati cancellati su tutto, in un non resessini quindi in Barbagia a un paese più diffidente del Sosatero, tanto hanno cristianizzato e in Sardegna hanno cristianizzato in Sant'Antonio Abate, quindi Sant'Antonio Suo, quindi è una data molto importante. Infatti Sant'Antonio Suo in Sardegna non rappresenta da su santo i difendere gli animali, ma è su Geremita che ha usato dai cifero che l'ha da regalare ai uomini. E vabbè, questo è molto importante però, è molto di sincretismo pagano cristiano questo.
e quindi abbiamo in considerazione questi usare tre vidas, i solmamuzzone sei adoro di vita, oppure in Ozzana, in Sumerdule, Suboe, e poi una visera meda importante in Ottana, questa visera è la visera della Finonzana, è meda mitologica. Vinza la sua mitologia è un aspetto meda importante, ha comunque sono 20 anni si stiano in Sardegna dello sturito dionisiaco. Noi iscritti non deteniamo della tradizione nostra, comunque abbiamo tramandato tutto oralmente per non difendere Vinza, da tutto si sono venuti in Sardegna. Non li siamo a iscrivere a Urso Noverbero, a tanti per progettare Pozzo Sacro di Santa Cristina, può tornare a nessun progetto iscritto la Nappi, no? Quindi è meda importante, ha comunque Dioniso, pensa giusto, è importante da non ad influire su questo rito, ma non lo ha dato atto Nasirissu. E te vuole narrare tanti. E prima di bene Dioniso in Sardegna non tenevamo nulla noi, non tenevamo scultura o tradizione, quindi non l'ha dato Nasirissu. Sono in Nassio meda, ma meda tempo prima. E tanto poi in Sardegna questo aspetto, poi venimmo a studiare medas in Sardegna. Ha tutto il significato di questa visera, bisogna tutto cantare. E poi nascono sempre e battono due aspetti importanti. Uno è stesso sonazzo, e quindi è stesso sono e allontana su male. Cosa così forti qua era pieno di gente. Va, che vedete tutto, Vedete tutto, Esatto, cosa meda importante, in antropologia si muti di contrapposizione e complementarietà degli elementi, quindi due visera è diversa in vita, ma muzzone sei so adores, però se non bisogna di muzzone non bisogna di so adores. Ergai, Dio, Satana, autunno, primavera, è tutto un concetto meda universale e bisogna in tutte le culture del suo mondo. E in Sardegna, Gallo sono in meda evidente su questo aspetto. Ecco perché veniamo a studiare medas in Sardegna. Viviamo su 2020, mentre vivono in tutta la parte del suo mondo, però teniamo Galo, questo mito, questa tradizione che è importante, i gente li piace da bere a non detenere più isso. Ecco, ma veniamo un po' della visera proprio de mamoiada.
prima di tutto che è bella, namus oggettivamente come intesinata, e in prusu che a voi sazes artesanos abberu valentese chi va che in custar viseras e finza straballana in dennantir desazente prova che ries come tenaschiti una visera non bindatuno uguale a sattera e finza salinna su materiale che si impreata pro l'arfachere no este una linna calesisiata. No, prima la visera veniva data da saline su pilastro, è una linna sacra a Persefone, quindi tutta la mitologia sì, è importante. O mola è in alino, ontano nero si muti in italiano, no? Sono per lippia, sono per farsi del travallare. Però la caratteristica della visera e vita sono sempre tre, usa ad essere dell'inna, nighedda e trista. No, maschera o visera ridente non ne bisogna. Prima cada pastore è sa sua, quindi io dico veramente tutto diverso. Omo noi si ispiriamo pezzi ai pastori, omo quindi la visera è una deghe due persone in vita e certo lo sa pro traballo, La visera comunque è soggetto più selezione sul mondo, quindi è una cosa meda misteriosa e a sa gente grada meda. E invece scustar de viseras? Ustar de visera che arrivano su Trentino, o Spagna, Ungheria, e tutto stiano nella stessa lingua. Noi teniamo in vita mamutones e soadores, in Trentino tenen il bello e il brutto. E se siamo stessi cosa, oppure in Ungheria, l'uomine e la bestia. È sempre rappresentato questo concetto, e per me è importante. Oppure possono stare tutti e due questi elementi, possono stare la stessa visera, mentre su pellicheri spagnolo, in un personaggio sono la stessa cosa dei sorboesi e su merdure di ottana. E la stessa cosa, stiamo in questa struttura, in aramos a gente, è proprio questo rito prima, anticamente, in tutto il Mediterraneo, ma sicuramente di meda più esteso sul rito.
e seguia da un unico filo conduttore. Stiamo gestionando di una stessa religione e unita da prima, tutti i popoli che abitavano sul Mediterraneo. Abbiamo fatto una visita in Oche, sul Museo della Maschera de Mamma Iada, la maschera del Mediterraneo. Abbiamo scontato i tebatta, sa bellezza e finza su mistero di questa visera. Però la de pier venere de persone all'arviere, bosana accompagnare, su personale este un personale qualificato in calesi si allimba, finza si sardo si lucheriese e dunque de vale taberusa appena de venere non pensi a bie su museo ma finza a visitare la vita de Mamma Iada. Dunque grazie a Spronosa e Sichiu e addio a tutti.